Qui Parlamento. Con noi di Radio Libertà il senatore Giorgio Maria Bergesio. Onorevole, grazie per essere di nuovo con noi di Radio Libertà, è sempre un onore Grazie averla a come voi. ospite. Grazie. Grazie a voi e grazie per il vostro lavoro. Grazie onorevole. Allora, con lei oggi ci occupiamo dell'approvazione definitiva da parte del CIPES di questo progetto per il ponte sullo Stretto, un'opera veramente titanica e, come ha affermato il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, verrà scritta la storia con un'opera che sarà utile all'Italia da sud a nord. Ma sì, mi lasci dire che noi è da anni che il nostro Paese sostiene che si tratta di un'opera prioritaria e preminente interesse nazionale e internazionale. Noi non dimentichiamoci mai che questa è un'opera che è finalizzata soprattutto al completamento di quelle che sono le reti transeuropee di trasporto, la TNT, che costituiscono comunque un'azione fondamentale per una mobilità a livello non solo italiano, ma io dico anche europeo, soprattutto una mobilità sostenibile, intelligente ed efficiente. In questo contesto il ponte è stato riconosciuto come un collegamento mancante da quella che è la linea del corridoio scandinavo fino al Mediterraneo, e molti lo intendono come un collegamento semplicemente tra Messina e Reggio Calabria, ma io direi che questo per noi è un collegamento che vale il nord, il mare del nord e soprattutto il Mediterraneo. Ha un impatto significativo, lo diciamo subito, perché ha un impatto nell'ambito del mercato unico, soprattutto per quanto riguarda la libera circolazione delle merci. Noi facciamo un collegamento tra un'area, quella della Sicilia, dove ci sono dei porti anche molto importanti, con il resto del paese, e diamo una mano alle regioni che sono meno favorite rispetto a quelle favorite. Proprio per questo che anche la Commissione europea ha approvato questo progetto in modo, diciamo, quasi immediato, e abbiamo una riduzione, grazie al fatto che non si utilizzeranno più traghetti, pescherecci, barche, eccetera, abbiamo una riduzione addirittura delle emissioni del 90%, grazie soprattutto ai treni ad alta velocità e grazie soprattutto al gommato. Pensiamo che questo porterà dei benefici straordinari, perché sono 100.000 posti di lavoro, nuovi posti di lavoro. Abbiamo poi 13,5 miliardi di investimento, che però generano un prodotto interno lordo nel nostro paese che è pari a 23 miliardi di euro stimati minimo, perciò vuol dire un punto di prodotto interno lordo abbondante. E io credo che investire in infrastrutture, investire nel benessere della mobilità dei cittadini, pensiamo che ci saranno 3 corsie stradali su quel ponte, con la potenzialità di oltre 6.000 veicoli al giorno, e dall'altra parte ci saranno oltre 200 treni al giorno, con la potenzialità di 2 binari ferroviari per l'alta velocità. Cioè diamo finalmente respiro non soltanto un'area, ripeto, noi non dobbiamo fermarci al concetto viene realizzato per la Sicilia e la Calabria, no, questa è un'opera straordinariamente importante non solo per il paese, ma per tutta Europa, che infatti ne ha approvato il progetto e farà anche la sua parte a livello di investimenti. Assolutamente sì, è un respiro. E qua noi dobbiamo dire, io me lo lasci dire, il nostro vice premier, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ci ha creduto fin dal primo momento. Noi abbiamo visto tutti questi professionisti del no che continuano a voler fare ricorsi, cose strane, eccetera. Matteo Salvini è stato straordinariamente bravo nel mettere insieme la sua capacità di azione politica con quella professionale, con le ditte, le aziende, ma soprattutto i professionisti, coloro che hanno capacità architettoniche e ingegneristiche fondamentali, perché sarà un ponte a campata unica con pochissimo impatto anche a livello marino, perché non avendo i pilastri in mezzo al mare, questo ponte porterà dei benefici enormi anche e soprattutto a tutto l'ecosistema marino, non inquinandolo. Questo è fondamentale. Sì, veramente unico. Anche Noi siamo molto soddisfatti, perché è un'azione importante. Non fai soltanto il ministro dei trasporti per gestire l'ordinarietà e la manutenzione delle strade e a correre dietro a tutti quelli che ti chiedono, che hanno bisogno di qualcosa, ma lo fai con una visione strategica. E quando il ponte finirà nel 2032 potrà essere che lo inaugurerà, noi facciamo conto, augureranno noi, però magari il ministro Salvini farà altri ruoli, o comunque sia all'interno del nostro mondo. Fondamentale è partire
perché noi dobbiamo iniziare quest'opera straordinaria. Oggi diciamo che il punto è stato chiaro, anche qui il CIPES ha lavorato molto bene, il sottosegretario Morelli si è impegnato a fondo ed è riuscito a mettere insieme, e io sono contento che la condivisione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sta lavorando veramente bene, porterà sicuramente dei benefici straordinari al nostro Paese. E a proposito poi di visione strategica, anche per esempio nel campo dell'agricoltura, in quel settore, perché appunto ragioniamo anche del DDL Coltiva Italia che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede tutta una serie di novità per il settore, per rafforzare appunto il sistema agricolo e agevolare l'imprenditoria giovanile e femminile. Una novità con addirittura uno stanziamento di risorse poi di oltre 1 miliardo di euro. Ma certo, ma guarda, la mobilità, la logistica è fondamentale anche per l'agroalimentare e l'agricoltura, perché poi le merci si muovono sulle gomme dei camion o sulle rotaie dei treni, e allora di conseguenza all'interno del nostro paese anche questo è un segnale forte. Però è stato approvato, io qui devo dire grazie al governo, al Ministro dell'Agricoltura, perché hanno svolto quell'azione importante, quel disegno di legge fondamentale che in 20 articoli prevede delle misure per il settore primario, definito Coltiva Italia. Qui parliamo di 1 miliardo di euro a disposizione, verrà approvato entro l'inizio del 2026, è un collegato alla legge di bilancio, e praticamente mira a rafforzare soprattutto l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana. Noi abbiamo problemi di produzione, abbiamo dei settori chiave in difficoltà. Pensate, sono stati inseriti circa 300 milioni di euro per la sovranità alimentare, ma significa rafforzare la coltivazione di frumento, di soia, l'industria mangimistica, l'alimentazione degli animali, il settore strategico della coltivazione. Poi per l'allevamento stesso sono stati inseriti 300 milioni di euro, soprattutto per rafforzare quello che è la filiera vacca nutrice e vitello, perché diventa fondamentale anche questo, se no mancano gli animali di produzione per produrre poi strategicamente quella che è la carne bovina, che è una delle più apprezzate al mondo, soprattutto grazie alle nostre razze autoctone, dalla razza piemontese alla razza chianina, a tutte queste razze che diciamo danno manforte, sono la vera identità italiana. Poi sono state messe anche delle risorse per quanto riguarda il piano vivicolo, 300 milioni di euro, la prima volta nella storia del nostro paese, per il ripristino soprattutto di quelle che sono la capacità produttiva delle filiere olivicole, ma anche le varietà esistenti, la potenzialità, e qui anche con un finanziamento sulla ricerca e innovazione si è potenziato il CREA con oltre 13 milioni e mezzo di euro, si è messo a disposizione delle risorse importanti, 150 milioni di euro per il ricambio generazionale, quei giovani che di 18 e 41 anni decidono di sostituire i genitori o comunque di investire in agricoltura. Il più impresa di Enmea si è rivelato uno strumento straordinario in questi anni. Nello stesso provvedimento c'è anche un punto chiave che riguarda la terra ai giovani, cioè si metterà a disposizione circa 8.500 ettari di terreno italiano a disposizione dei giovani su un contratto di affitto, possibile di riscatto in 10 anni, ma è un'altra misura che permetterà ai giovani che decidono di rimanere a lavorare in agricoltura. Ma guardate, questo tema è fondamentale, perché noi ci ritroveremo tra 20 anni, noi oggi abbiamo 750.000 imprese agricole, è stimata una perdita molto forte nei prossimi anni, perché molti genitori anziani, figli, svolgono altre attività e chiuderanno le imprese agricole. Allora anche qui la capacità di essere molto fermi e di stabilire dei percorsi, soprattutto per dare un ricambio. Poi abbiamo anche il sostegno alle imprese colpite da epizootia. Ricordiamoci che nel nostro paese noi, oltre alla PSA sui suini, abbiamo la Blue Tongue sui bovini, abbiamo come si chiama, oltre alla Blue Tongue abbiamo la malattia che riguarda il tema soprattutto dei bovini, la dermatite nodulare, quella Sì. che è contagiosa, che ha colpito la Sardegna. Abbiamo un sacco di focolai in Sardegna, abbiamo ancora della tubercolosi bovina in giro, cioè
noi abbiamo ancora una serie di influenza aviaria che colpisce, ma non colpisce solo gli allevatori, colpisce le stesse filiere, come ha fatto la PSA, facendo perdere un sacco di risorse a chi trasforma, a chi produce, perché mancano gli animali, si bloccano le linee, devi mettere il personale in cassa integrazione, sono dei costi che non riesci a recuperare. E allora alle imprese colpite dalle pinzozie sono state messe delle risorse. Perciò io credo che, come ha detto il ministro Lollobrigida, da noi è una goccia nel mare, questa è una misura molto molto importante. Hanno ascoltato anche, perché guardate che il tema delle razze autoctone è partito da un nostro emendamento, da un emendamento in Commissione Agricoltura, nel quale noi abbiamo detto che occorreva investire a livello nazionale sulle razze autoctone, come anche noi abbiamo fatto un grande lavoro per, diciamo, mettere una pietra tombale sul tema delle quote latte, perché un paese in cui importa dall'estero il latte non riesce a sistemare le problematiche legate ai propri allevatori, che sono state anche vittime di inganni e di pregiudizi negli anni passati, e adesso stiamo sistemando anche questo percorso in modo importante, riuscendo attraverso un sistema di trattativa a sistemare questo percorso. E alla fine io credo che verranno approvate delle misure. Teniamo presente che questo governo, quando è iniziato, per l'agricoltura e le filiere agroalimentari ha messo in campo qualcosa come 11 miliardi di euro, e non sono noccioline. Un ulteriore miliardo lo mettiamo anche in un contesto, apriamo questo contesto e diciamo che noi abbiamo i dazi al 15% che stanno arrivando, e abbiamo anche dei settori che verranno molto molto colpiti, e la politica agricola comune, che se va avanti le follie della Ursula von der Leyen e del commissario Hansen ci taglieranno oltre il 20% della PAC, cosa che noi assolutamente non vogliamo. E io credo che anche alla luce dei dazi devono fare una riflessione molto importante. So che il nostro governo si è attivato, il Parlamento si è attivato, noi abbiamo fatto approvare nel nostro paese ormai centinaia di ordini del giorno nei comuni e nelle regioni, nel quale sosteniamo il governo per dire no al fondo unico, no ai tagli della PAC e sì ai tagli della burocrazia dell'Unione Europea, perché noi abbiamo dei piccoli agricoltori che passano più tempo presso i centri di assistenza agricola per fare le domande rispetto a dover coltivare il terreno, e allora questo non va assolutamente bene, perché se noi vogliamo salvare la nostra agricoltura dobbiamo partire dagli agricoltori, se vogliamo salvare la nostra pesca dobbiamo partire dai pescatori, che sono insieme i custodi dell'ambiente del territorio, i veri custodi, perché sono quelli che presidiano il territorio, non sono quelli che vanno a parlare una volta all'anno e ti spiegano che la natura è questo e quell'altro. Però tutte le mattine che si alzano sono in una zona anche marginale del nostro paese, che la coltivano, che la curano e che la presidiano. Questo è il tema vero. Sì. E infatti giustamente hai ricordato questo ordine del giorno, questi tanti ordini del giorno nelle varie regioni e comuni della Lega, proprio perché ci siano risorse specifiche per l'agricoltura, non ci sia questo fondo unico nelle idee, no, di Ursula. E allora grazie ancora onorevole per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie ai vostri ascoltatori e vi auguro buone vacanze, quando naturalmente fermerete la vostra attività, e noi ci diamo già appuntamento al 30 agosto alle ore 10 a Pian del Re, che faremo la festa provinciale della Lega di Cuneo con tutti i nostri sostenitori, i nostri amici, e parleremo anche qui. Torneremo a parlare del DDL Montagna, fortemente voluto dal ministro Calderoli, che è in fase di approvazione definitiva al Senato, Montagna che ritorna a vivere. Parleremo della sicurezza, parleremo dell'autonomia, parleremo dei tanti investimenti che vengono fatti a livello di infrastrutture. E allora veramente un appuntamento imperdibile. Grazie ancora. Grazie a voi e vi auguro buona giornata. Grazie. Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza,